Yeah, facciamo questo applauso, quanti vedono Made in Sud? Io voglio altre 2 puntate. Per adesso sono altri 2, poi speriamo. La giacca è stretta, vuol dire. Non è la giacca che è stretta di caso largo. No, poi dopo forse riprendiamo a primavera, però sono altre 2 puntate, abbiamo fatto 6 puntate in prima serata, un grande risultato anche grazie a voi. Lunedì ci saranno come ospiti Ficarra e Picone, quindi stiamo avendo insomma un bel po' di consensi, perché lo Sud non è soltanto che è buono la monnezza, le ossine, lo Sud è fatto tanta brava gente che si scende la mattina e può faticare, c'ha da ricevere bossi ci siamo, c'ha da ricevere che siamo lui, no? Vaiettosa! Perché la tua scema non ce la faccio quando è vero, perché noi ce l'abbiamo 200 bossi, voi strunzo. Ce l'avete tu, un po' scemo, una puntata della roccia sicca di cogliere. No, ce l'ho tu, un po' scemo. Vedi come lo dico bene. Ce l'abbiamo tu, dico tu, la cacciafola, no? Ma vogliamo dire. Capisci come ce la cacciafola? Perché faccio schifo a lui, no? Sì, ma... E poi non si fa schifo, chi non si è sposata? Un cuso, Brunetta, non si è sposata. Si è sposata la vela, si è sposata vicino sul video. Vicino a un problema, come un accetto tu. Ma il comunione non stanno bene che bene, non c'è figlia qua. Oggi stanno i matrimoni, sono così. Lasciamo stare. Allora io la giacca vi spiego perché. No, c'è un motivo, perché voi guardate qua, a manica, io lo faccio, allora, io faccio anche l'autore, non so quanti lo sanno, scrivo, io sono autore dei Ditelo Voi, quelli come Morro, insomma, da 6-7 anni collaboriamo, lo scrivo per l'incazzatura, scrivo anche per Made in Sud, quindi sono autore di tanti. E chi scrive osserva. Quando ha scritto su personaggio, io guardavo un vecchio fatto a vecchio, o nonno mio, non la generazione vostra, che la generazione che si vogliono c'è nonno sono più giovani, o nonno nostro vecchio. Non è che si poteva permettere una giacca e ciulo casone e ciulo, fortunatamente grazie a lei potete mettere voi. La giacca era uno che l'ha là. E quando io vicino a nonno dicevo, no, ma sta giacca, te la senti dai giù piscina, la manica ci... Si incazzava. E la giacca buona. Un matrimonio pascale. Aveva 30.000 di non 60. Aveva 59. E quindi stasera per briccare, mi sono messo la giacca buona. Il nonno materno. I drogati, giovanilaggi tutti drogati, capello lungo, capello lunghissimo, origine, donne che fumano, viso e giuro, drogati, ricciuni e patracca. Ma stato vogliono che fuori con le fuoco simpatica, ha fatto no, è brutta è muore giù. Ma non ti coscio, come che la patracca è moglie. A domenica mattina mi porta a messa, a furia miglia nostri per il nostro poroso, io posso lavorare giù. La tracca. Come va a ricoverare a coppa ospedale, non ti paura, ci va documenti mio un bel che già sei ricoverato. E ci tombe, dice ma la verità, come si sta a coppa ospedale? E ti viene coppa ospedale se sta buono, stanno in femmina la pala. Ma che ansia. Capace tu coppa ospedale drogato. Ma lei un infermiere, si accomodi, ci sono i letti moderni con le droghe in legno. Ah! Le droghe in legno! La droghe minocciano, che la drogata così. Capace da stanzuccio, ma ne mi sputo un bel po' compagno mio. Un bel po' da 75 anni, sono sposato con una guaglione ucraina di 20 anni. Ti tombe? Ma ti rendi conto che quando fai 90 anni che stai 35 anni, hai più 35 anni è buono ancora. E tu ce la fai, che no? Apri di prendere la pignola della droga. Vicino a me tu te li vai pigliati, no? Ti faccio pigliati. E che effetto l'ha fatta? E che sa, ci messo la panza la gistrietta. Ah, sono la mia nato lo specchio. Allora, più 5 ore come ha fatto l'operazione, mi ha chiamato quello che è tornata io. Scusa, vedi che punto fresco, dobbiamo lasciare l'ospedale. E perché? C'è altra gente che deve entrare, vabbè. Ci vado a mio nipote con i capelli lunghi drogati, città drogata di nonno. Vieni a prendere all'ospedale.